introduzione. Do la parola a Marco Costamagna, che invece questa cosa l'ha costruita, e chi c'era, lui è già venuto a Venezia quando abbiamo fatto una sessione dedicata a Andrea Pozzo, cos'era, due anni fa mi sembra. E adesso cedo la parola a lui. Grazie. Buongiorno. Dunque, la mia è una piccola storia che inizia nel momento in cui un mio cliente particolare entra nel mio laboratorio e mi commissiona un lavoro. Io mi occupo di restauro ligneo, ossia di arredi, di strutture, di statue policrome, insomma qualsiasi manufatto in legno di ogni genere e ogni epoca. E nella maggioranza dei casi, per fare un buon lavoro di restauro, gli obiettivi sono due: ridare la funzionalità all'oggetto e riportarlo il più possibile alle caratteristiche estetiche che aveva in origine. Inoltre le regole del buon restauratore sono poche. Un restauratore non è mai un artista, non si deve permettere di modificare l'oggetto. L'etica impone di mantenere tutte le caratteristiche originali. Bene, queste poche regole non contano per il mio cliente, che per comodità chiameremo Teo. A Teo interessa a volte la funzionalità, ma non sempre. Inoltre, per quanto riguarda l'impatto estetico finale, lui non vuole mai un lavoro eseguito a regola d'arte. Lui pretende che l'impatto estetico finale sia emozionale. E a volte è veramente difficile da comprendere. Questa volta a Teo serve una porta antica, la vuole sistemare nel living di casa sua che si affaccia sulla langa. Diciamo che vuole fare un ingresso importante, anche se il vero ingresso di casa sua è da tutt'altra parte, esiste già. Ecco, questa è una foto della langa che io propongo per chi non conosce questa terra di astemi e di digiunatori, però... Allora... Bene. Dunque, io sono convinto che questa porta per lui significhi la linea di demarcazione tra il suo habitat e la terra dove affondano le sue radici. Inoltre lui mi dice che a ridosso di questa porta, sul piano calpestabile all'interno del living, vuole creare un pavimento in legno a mosaico, di modo che chi si trova nel living abbia l'impressione che la porta si rifletta sul pavimento come su uno specchio rotto. Queste sono parole sue. Io chiedo delle spiegazioni in merito e lui, come al solito, mi dice: pensaci tu, fatti venire delle idee. È un eufemismo che usa spesso. Comunque si trova la porta idonea, scusate l'immagine, non gli rende molto merito per fare questa cosa che Teo ordina. E con mia figlia Alice, che è un'artista, lei fa dei disegni per le varie idee che vengono fuori. Costruiamo addirittura un plastico approssimato per far vedere a Teo queste cose. Poi io decido alla fine di allestire uno spazio a grandezza naturale nel mio laboratorio per avere una visione più corretta della cosa. Diciamo che posizioniamo la porta, iniziamo a tracciare con dei rettangoli di legno i contorni. Il problema
vero sono fare il mosaico delle pannellature interne. Alice produce molti disegni, poi proviamo ad accostare dei pezzi di legno e sono tutte soluzioni abbastanza interessanti, però non sappiamo mai fino a che punto possano essere emozionali. E diciamo che in quei frangenti in cui tutte le idee sembrano valide ma tutte sembrano vestite di banalità, mi è tornato alla mente un tema trattato da Gianmarco Todesco qui al convegno del 2011. Ricordavo molto poco in realtà, sapevo che parlava di pavimenti aperiodici e di rombi smilzi e rombi cicciotti, questo era tutto quello che ricordavo, al che chiesi a Michele Emmer di mettermi in contatto con Gianmarco e Michele mi ha inviato tutto quello che bisogna sapere sulle tessere di Penrose, il kite e il dart. Devo dirlo per inciso, Michele per me è una fonte sicura di insegnamento. Allora, a prima vista, io mi resi conto che non sarei riuscito con la mia tecnologia a ricavare le tessere da un unico pezzo di legno. Dovevo comporre con 2 triangoli uguali. E questa è una prova. Inoltre, diciamo così, ho capito che non potevo trovare le proporzioni tra i lati dei triangoli, scusate qui la terminologia a me manca, seguendo la via numerica, dovevo scegliere la via degli angoli e poi le proporzioni si trovano da sole. E qui ci sono una serie di immagini che io tenterò di spiegarmi, che spiega come si fa a ricavare questi triangoli. Dunque, da una lista di legno allungato, un rettangolo allungato, appoggiato su un piano orizzontale e fatto scorrere su un piano di riscontro verticale, si pratica un taglio con un'inclinazione di 18 gradi. Questa inclinazione non varierà mai per tutto il corso della cosa. Ecco, qui si toglie questo pezzo di scarto, dopodiché si ribalta questa lista di legno, si riaccosta, diciamo, nella sua sede e si ripratica il taglio. In questo modo si ha il triangolo A, che è la metà del kite. Poi ho scoperto che da come ricavare il triangolo B, che è la metà del dart. Dunque io ho calcolato che mi servono 1400 triangoli per ricoprire tutta la mia superficie e circa 600 li userò per ricavare il dart, che, diciamo così, da questo triangolo messo di nuovo in questo accrocchio, in questa sede, si ricava questo triangolo B, che è la metà del dart. Ecco questo. La prima prova che abbiamo fatto, l'abbiamo fatta con dei legni di diversa essenza. Questa è una prova molto veloce, fatta con legni scuri per il kite e legni chiari per il dart. E qui si vede una stella, l'immagine non è molto bella. Ecco, queste qui sono le prove, però queste prove non rispettano i termini della mia commessa. Il risultato è abbastanza soddisfacente, ma le pannellature della porta non sono di 2 colori e quindi abbiamo provato a fare altre prove con legno della stessa essenza. Il risultato è soddisfacente perché le venature, a volte la trama delle venature, a volte la luce stessa confondono il disegno, a volte lo esaltano e è una cosa molto particolare. Diciamo che
Diciamo che a questo punto sottoponiamo le nostre prove a Teo. Teo osserva le varie prove, sono tutte di suo gradimento, ma quando gli presentiamo queste cose fatte con le tessere di Penrose, lui sfodera uno dei suoi sorrisi contagiosi. Inoltre lo metto al corrente delle cose che so su queste tessere, gli dico che sto reggendo la mente nuova dell'imperatore per cercare di capire meglio, e Teo è molto affascinato, probabilmente ha trovato un compagno di viaggio nella sua lucida follia. Ecco, questa è un'immagine della composizione che ne viene fuori, è un primo esperimento che abbiamo sottoposto all'attenzione del cliente. Io comunque ho letto e continuo a leggere questo libro di Penrose. Ci sono molte difficoltà a ricavare le tessere da un pezzo di legno e scopro molto presto che la difficoltà vera per me è accostare le tessere e che la difficoltà aumenta mano a mano che si ricoprono porzioni di superficie. Non capisco molto di questo libro, ma una cosa che mi fa molto riflettere è la frase che dà inizio alla prefazione di Martin Gardner, dove dice che per molti matematici e fisici trovano difficile, se non impossibile, scrivere libri comprensibili a un pubblico di profani. In questo caso io sarei quel profano che oltre a non capire vuole realizzare le tessere e metterle in opera. Ma la frase di Gardner corrisponde al vero, lo testimonia in un fatto. Io ho assistito a molte conferenze di Michele Emmer sulle bolle di sapone, sempre interessantissime, condite di arte, storia, cinema, architettura d'avanguardia, e ho sempre visto il pubblico molto interessato e affascinato, ma spesso questo pubblico è un pubblico di profani. 2 anni fa a Cuneo, durante una di queste conferenze, una signora si alza e afferma: «Mi scusi professore, ma io non riesco proprio a credere che la piscina olimpica di Pechino sia fatta di bolle di sapone». Ebbene, io ho potuto ammirare il coraggio del profano e la spiegazione semplice del matematico. Ma torniamo alle nostre tessere. Dunque, partendo dalla certezza che non è possibile costruire un triangolo perfetto, almeno a me non riesce, molte sono le cose a cui bisogna fare moltissima attenzione per avere dei triangoli con una buona approssimazione. Per esperienza professionale dovrei dire che su questo rettangolo allungato di legno bisognerebbe tracciare ogni singolo triangolo, tagliarlo in prossimità delle linee e poi rifinirne uno per uno con elementi manuali. Però questa strada è molto lunga, richiede molto tempo, il tempo richiede denaro e poi forse la mia commessa per un lavoro emozionale non ha bisogno della perfezione assoluta. La cosa invece molto interessante è la scelta del legno. Lasciatemi parlare qualche minuto del legno perché il legno è la mia materia. Diciamo che a me serve un legno stabile, anche se è una bella scoperta, perché per tutti i manufatti in legno serve un legno stabile. Ma perché il legno è una cosa viva. Diciamo, per offrirvi un'immagine dovrei dire: voi pensate a un cuore umano, ecco, il legno si comporta esattamente come un cuore umano, pulsa come un cuore umano, solo molto più lentamente. E le pulsazioni sono date dal variare dell'umidità. Più umidità abbiamo l'espansione e meno umidità abbiamo la compressione. A me serve appunto un legno stabile. Il legno stabile, la stabilità del legno è data da una lenta e lunga
corretta stagionatura naturale. E specialmente per quest'opera, per queste tessere che sono così, e per un pavimento che è l'opera più maltrattata di tutti, noi lo calpestiamo spesso con suole sporche, gli rovesciamo sopra ogni ben di Dio, ecco. Cioè, se il legno non è stabile per questi lavori, un aumento dell'umidità potrebbe compromettere la planarità scusate, e addirittura staccarne delle porzioni. I nostri triangoli avranno diciamo, la venatura disposta in questo senso, nel senso delle linee, perché dovete sapere che il legno, come le persone adulte, non cresce o rimpicciolisce, ma ingrassa e dimagrisce a seconda della dieta di umidità che noi gli somministriamo. Poi inoltre non ve lo sto a spiegare, ma con la fibra disposta in questo modo i triangoli sono molto più resistenti. Comunque a me occorre un bel legno. Il termine bel legno non esiste per un operatore del settore, esiste il legno adatto. Non credo che ci siano legni brutti o legni belli. Vi faccio solo alcuni esempi. Per esempio c'è un legno anonimo, si chiama Lontano, non ha trama di venature, non ha contrasti cromatici, non serve per fare dei mobili di pregio o strutture, ha poche calorie se si usa per riscaldamento, però su questo tipo di legno si regge Venezia. Venezia si regge tutta su palificazioni di Ontano e non mi sembra una cosa da poco. Un'altra leggenda che riguarda il legno che nasce qui a Venezia, si dice che Guarneri del Gesù abbia fatto i suoi migliori violini proprio nel periodo in cui soggiornava ai Piombi. E se parliamo di Guarneri del Gesù parliamo di alta liuteria, e se parliamo di liuteria parliamo di un settore che rappresenta l'aristocrazia degli operatori del legno. Da secoli oramai tutti gli strumenti ad arco sono fatti con due legni particolari: la cassa armonica in acero marezzato, il migliore è l'acero marezzato di Bosnia, e la tavola armonica è fatta con l'abete rosso della Val di Fiemme. E il mondo della liuteria è un settore che è riuscito a mantenere la filiera del legno, ossia una catena di esperienze che va da chi decide quale albero abbattere perché ha raggiunto la maturazione completa, ne stima con esattezza l'età, e via via così al boscaiolo che abbatte l'albero tra il 15 dicembre e la fine di gennaio, poi lascia l'albero lì nel bosco fino a che in primavera la linfa rimasta nel tronco fa germinare le foglie e quindi svuota l'albero di tutta la linfa. Poi ci saranno altri esperti che indicheranno le linee di taglio per ottimizzare al meglio il tronco. I tronchi a questo punto verranno tagliati, come mostra la figura, seguendo queste linee. Il taglio si chiama un taglio radiale o di quarto. Queste operazioni sono uguali per i due legni e si ottengono pezzi come questi, che poi consegnati ad un liutaio daranno origine a queste cose. Qui sono i due pezzi che formano la cassa armonica del violino. Questi sono le... Inoltre, per la scelta di questi legni occorre una caratteristica importante, bisogna tenere conto di una caratteristica importante, la sonorità, e se riesco ve la faccio sentire. Sì, c'è, ma scusa. È un film muto.
è un antico reperto di un film muto, ma una carriera cinematografica stroncata sul nascere. Sì, sì. Bene. Naturalmente scusate, tutti i passaggi che vi ho elencato prima sono tutti molto certificati e datati, di modo che un liutaio possa lavorare su un legno stabile, però poi i liutai non si fidano mai, comprano dei legni che poi tengono ancora lì per un po' a stagionare, perché il loro prodotto è molto importante. Comunque, a proposito, non crediate che basti il legno giusto per fare degli ottimi strumenti, occorre un ottimo liutaio. Questo è assolutamente. Sempre a proposito di legno adatto, voi che siete delle menti illuminate, vorrei suggerirvi una riflessione che è una cosa che mi confonde da tempo. Dio ordinò a Noè di costruire l'arca in legno di cipresso. Bene, il legno di cipresso non è il legno più adatto per costruire delle imbarcazioni. Io non ho mai capito i motivi di questa scelta divina. Ho pensato anche che il creatore stesse per scatenare gli eventi e non avesse tempo a guardare tutti i minimi dettagli, però questo non mi sembra un dettaglio da poco, anche se sappiamo che è andato tutto bene. Comunque, mentre voi riflettete, io ritorno alle mie tessere. Nel mio caso non esiste più questa filiera del legno, io potrei fidarmi di alcuni rivenditori per trovare il legno adatto, ma per colpa di Teo, di Penrose e di un sacco di altri fattori io non mi fido proprio di nessuno. Insieme a dei collaboratori ricavo queste liste che mi occorrono delle vecchie travi di un soffitto risalenti al XVI secolo. È un legno straordinariamente bello, molto duro, perché c'è un effetto di innossamento in questo legno iniziato chissà quanto tempo fa, ossia la linfa rimasta nel tronco, quella che non riesce a evaporare, va a cristallizzarsi all'interno del tronco rendendolo durissimo. Quindi qui riesco a fare veramente dei bei triangoli. Dunque il lavoro finito, il mio lavoro completo fa un po' ridere, però è questo, io non è questa piccola porzione di pavimento, io non so se emoziona anche voi. Il problema è che a me, tra i soli di Penrose e le stelle, a me è così, a me sono uscite anche le lune. Io non Adesso, se mi concedete ancora un minuto, vorrei fare alcuni ringraziamenti. Ma certo. Lasciamolo lì. Prego. Se c'è. È questo? Sì, è una specie di tappeto, una cosa strana. Comunque le fotografie rendono molto poco. Dunque io vorrei ringraziare qui Teo per la sua amicizia che dura da 25 anni. Vorrei anche ringraziare una persona che non ho mai nominato. Si tratta di un vecchio misantropo bilioso, una persona impossibile, negata per l'insegnamento, ma a lui devo quasi tutto quello che so sul legno ed è stato il miglior maestro di restauro che potessi mai avere.
Ringrazio i miei collaboratori, tutti voi per la pazienza e l'attenzione, e in ultimo vorrei ringraziare alla mia maniera un nostro amico che, scusate che devo andare avanti, vorrei ringraziare un nostro amico che per me è una persona molto preziosa. A lui ho dedicato quest'opera super minimale, sono bolle di sapone di legno, credo siano le uniche. Grazie Michele.